Il corpo steso a terra e tutto attorno il gruppo di ragazzi che guardano e chiamano i soccorsi. Le immagini riprese dopo la violenza esplosa lo scorso 20 gennaio in piazza De Gasperi a Padova tra due bande rivali di ragazzini che si contendevano il campo di basket. La polizia ha individuato i 7 più violenti, progettavano una spedizione punitiva ma sono stati fermati in tempo. 7 minorenni sono stati indagati dalla squadra mobile di Padova dopo la rissa avvenuta in piazza De Gasperi e proseguita all'interno e all'esterno di un fast food di piazzale Stazione a Padova. La violenza era esplosa perché il gruppo di ragazzi si contendeva il campetto da basket, una ventina circa i minorenni coinvolti, molti di questi avevano tirapugni e spray urticante. Ad avere la peggio 3 sedicenni rimasti a terra che si vedono nelle immagini riprese dall'alto da un residente. Uno di loro ha riportato la frattura delle ossa del setto nasale e una contusione al costato, mentre un altro suo coetaneo ha subito un trauma cranico-facciale causato da una bottigliata ricevuta in testa. I poliziotti della squadra mobile, grazie ai video delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze dei presenti, hanno individuato i componenti più violenti della gang e hanno perquisito le loro abitazioni a Padova e in provincia, ritrovando armi come il tirapugni e un manganello telescopico di metallo e anche bombolette di spray urticante. I 7 giovanissimi sono stati così indagati. Sui loro telefoni gli agenti hanno ritrovato chat e messaggi dove si pianificava una spedizione punitiva nei confronti del gruppo rivale di minorenni. Le indagini proseguono per individuare tutti i partecipanti alla rissa. Il questore di Padova, Marco Dorisio, vista la gravità dei fatti, ha attivato la divisione anticrimine. Per i ragazzi potrebbero arrivare misure di prevenzione personale.